Perché no, è bello, perché soprattutto quando fanno le dichiarazioni, lo cercano sempre, capito? Conte è una persona pacata, tranquilla, che sta là e dice, avete capito che dobbiamo stare calmi? Sì, sì. Abbiamo capito, tanto, sì. Avete capito? Sì. Domani vinciamo lo scudetto. Un po' giornale. No. Allora, io ho preso delle dichiarazioni, io fa capire, a volte il meccanismo, no, della stampa, a me piace, ho preso sul telefono perché sennò vogliono i focchi, quindi è un leggio moderno. Allora, Conte per esempio ha dichiarato, prima conferenza stampa, i calciatori, guarda, la dichiarazione è bellissima, ho fatto proprio godere, cioè, i calciatori col mal di pancia non mi piacciono, sa sette vicino a me fanno, bellissimo. Avevo freddo un gol, ho detto no ai calciatori col mal di pancia. Che è successo? Reazioni dei giornali. Giornale acchiappa like, tipico giornale partenopeo. Conte è categorico, ecco quali calciatori non vuole. Clicca qui per scoprirlo. 300 pubblicità, sta scritto cazzo. Giornale esagerato, Conte è sicuro, con questi calciatori vinceremo lo scudetto. Un night così. Giornale che non ha capito niente. Conte dichiara no al mal di pancia, domani andiamo a mangiare in un altro ristorante. Oppure dichiarazione tattica, ok? Potremmo giocare col 4-3-3 o col 3-5-2. Chiaro? Facile, una cosa che si capisce. Ok. Giornale acchiappa like. Ecco il modulo che userà Conte. Clicca qui per scoprire. Giornale esagerato. 3-5-2, 4-3-3. Conte è sicuro, con questi moduli vinceremo lo scudetto. Giornale che non ha capito niente. Incredibile! Conte svela il suo numero di telefono. 352 433 4231. L'ultima, la più bella, la sua prima dichiarazione, che la dicevo prima, semplice, amma fatica, 2 parole, amma fatica. Dice come fanno? Amma fatica. Giornale acchiappa like. La dichiarazione di Conte in conferenza, ecco cosa bisogna fare a Napoli. Clicca qui per scoprire. 300 pubblicità, amma fatica, 2 parole. Giornale esagerato, Conte dice che bisogna lavorare ed è sicuro, vinceremo lo scudetto. Giornale che non ha capito niente, bellissima parole di Conte che nella prima conferenza stampa parla del problema della disoccupazione a Napoli. Un applauso a tutti i giornalisti, a tutte le persone e al mister soprattutto.